Benvenuti, oggi è venerdì 9 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 19:56. La luna si leva alle 17:09 e cala alle 4:08. Oggi si celebra Sant'Isaia, profeta ebreo nato intorno al 765 a.C., uno dei più importanti tra quelli citati nella Bibbia. Denunciò il degrado morale dei suoi tempi e si racconta che morì martire dopo terribili torture. Oggi si celebra la giornata dell'Europa che si svolge ogni anno il 9 maggio e celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione Europea. Il 9 maggio del 1939 è nato ad Alessandria Giancarlo Caselli, uno dei più noti magistrati italiani. Si è occupato a lungo di inchieste sul terrorismo, quindi nel 1992, dopo la morte di Falcone e Borsellino, ha chiesto di essere trasferito a Palermo, dove ha diretto la procura per quasi 7 anni, dando il suo contributo alla lotta contro la mafia. I nostri più sentiti auguri per i suoi 86 anni. Buon compleanno l'attrice statunitense Rosario Dawson, che oggi compie 46 anni. Lanciata da Spike Lee, è stata protagonista di Men in Black 2, del Colossal Alexander e di Sin City. La ricordiamo al fianco di Will Smith nel film Sette anime di Gabriele Muccino. Auguri a Claudio Lotito per i suoi 68 anni. Imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano, dal luglio del 2004 è il presidente della Lazio e dal luglio 2011 è stato per 10 anni proprietario della Salernitana. Un'auto lasciata al centro di Roma. All'interno il corpo di Aldo Moro, il segretario della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Si conclude così il 9 maggio del 1978, una delle vicende italiane più drammatiche del secolo scorso. Al momento del ritrovamento Moro indossava lo stesso abito scuro del giorno del rapimento, con la camicia bianca a righe e la cravatta ben annodata. Circa 3,7 miliardi di anni fa, Marte ospitava un'atmosfera molto più densa rispetto a quella attuale, con laghi e oceani che ricoprivano parte della sua superficie. Nel corso del tempo gran parte dell'atmosfera si è dispersa nello spazio e la pressione è diventata talmente bassa da non permettere la presenza stabile di acqua liquida, con conseguenze significative per la vita dei microbi. Nonostante ciò, i ricercatori dell'INGV, cioè dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno scoperto che in condizioni particolari l'acqua potrebbe ancora esistere in forma liquida, anche se solo per brevi periodi. Questo fenomeno potrebbe sicuramente avere ripercussioni sulle missioni spaziali. Buongiorno ai 12. La Luna oggi collaborerà con altri pianeti per agire sull'opposizione Plutone-Marte, alla stessa maniera di Venere ma in maniera opposta e quindi con qualche contraddittorietà. I segni zodiacali sono ambigui, vediamo cosa sceglieranno. Ariete. Voi scegliete Venere, scegliete comunque di amare. Paradossalmente e stranamente la difficoltà del vostro pianeta Marte Leone opposto a Plutone in Acquario si sta sciogliendo con una presa di posizione ed una decisione che vi convince comunque ad andare avanti forti delle vostre convinzioni nonostante tutto. Toro, la giornata oggi prevede Luna e Venere decidere di tanti fattori per una serie di segni zodiacali. Venere è proprio dalla vostra parte, proprio perché forma uno stupendo sestile con Urano, andando d'accordo e sistemando le cose in amore, e niente vi fa più felici, mentre invece Marte pungolante crea sempre problemi, ma deciderete di non vederli, almeno per oggi.
Gemelli, una giornata oggi per voi molto vantaggiosa proprio perché la Luna è in trigono in Bilancia e Plutone comunque vi dà tutta l'energia per essere fantasiosi e anche molto ironici. La quadratura di Giove e Saturno ancora vuole far andare con i piedi di piombo in un progetto, ma sentirete che quando i tempi sono maturi agirete come meglio credete. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna di quadratura, una luna in bilancia, ma che rabbonisce Marte e Plutone, il che crea meno tensioni nello zodiaco, ma vi fa considerare anche, vi fa chiedere qual è l'immagine che voi date alle persone che amate. Oggi avrete molto bisogno di un effetto specchio e tenderete a parlare con qualche amico o persona per darvi un'immagine di voi, per specchiarvi. Leone, una giornata davvero interessante oggi, proprio perché la Luna sta agendo su Marte nei vostri gradi all'unisono con Venere. Vi dà due prospettive molto importanti e tutte e due hanno a che fare con l'amore e il benessere, sacrificando anche un po' di carriera. Per quanto i vostri progetti ambiziosi siano in corso, sceglierete comunque il lato affettivo della vostra vita, almeno per ora. Vergine, una giornata oggi molto proficua per voi, che battete cassa, la Luna riesce a ordinare termini di pagamento, danari e tutta una serie di compensi e anche gratifiche professionali che vi servivano. La gratifica più bella però sarà quella affettiva, per voi fuoco e passione in serata. Bilancia, giornata oggi che vede la Luna nei vostri gradi agire bene su Marte, su Plutone, quindi prenderete delle decisioni assolutamente forti, anche se poco diplomatiche o poco affettive. Per quello che riguarda il lato affettivo invece è proprio l'opposizione al vostro pianeta che è in Ariete della Luna, che sta un po' scompigliando le cose e che vi fa riflettere molto su quanto veramente vi sentite spalleggiati dal partner o no. Scorpione, una giornata oggi che vede i pianeti collaborare perché le difficoltà planetarie generali siano molto più morbide, soprattutto per voi che ancora subite l'opposizione di Sole e Urano. Niente paura, oggi ci penseranno i gesti affettivi a salvarvi da tutto e a farvi considerare che siete comunque delle persone molto amate. Sagittario, giornata oggi con un bel sestile della Luna, tutto sembra essere tornato a posto, avete più coraggio. Mercurio vi invita comunque a sfruttare l'ultima fase del suo trigono per esplicare qualcosa che ancora non avete detto, provateci. Capricorno, una giornata oggi che vede una fastidiosa Luna in quadratura, ma la sua posizione a Venere e a Saturno sembrano essere motivanti per voi per voltare pagina in amore e rendervi conto che comunque la persona più importante della vostra vita siete voi. Acquario, Luna stupendamente in trigono proprio su Plutone e che mitiga molto assieme a Venere l'opposizione di Marte, quindi oggi sceglierete di non combattere, di essere più morbidi, più affettuosi e inizierete un periodo in cui vi perdonerete una serie di piccoli difetti. Pesci, giornata oggi che vede un po' tutte le energie planetarie collaborare. Il vostro Saturno, ancora nei vostri gradi, timidamente tenta di convincere Venere e Nettuno che non sono sempre solo questioni affettive, ma anche pratiche e lavorative che necessitano comunque delle scelte abbastanza forti, decise e marcate. Un proiettile partito da non si sa dove, all'interno della città universitaria romana. Marta Rosso, una studentessa di giurisprudenza, stava percorrendo un vialetto. Era il 9 maggio del 1997. 5 giorni dopo, la 22enne è morta in ospedale. Il suo omicidio è uno dei gialli più inquietanti della storia recente italiana. Nel 2003 è arrivata la condanna in via definitiva per Giovanni Scattone, un assistente universitario di filosofia del diritto che si è sempre professato innocente. Tra i possibili moventi anche quello del delitto perfetto. Ma perché si dice avere fegato e non avere pancreas o milza? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino all'antica Grecia.
Per i greci il fegato era la sede della forza e delle passioni. Lo sappiamo grazie ai miti. Uno di questi narra di Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. Zeus si arrabbiò moltissimo e lo punì in modo terribile. Lo incatenò a una roccia e mandò un'aquila gigante a divorargli il fegato ogni giorno. Ma il fegato di Prometeo era speciale. Ogni notte ricresceva così che l'aquila potesse tornare a mangiarlo il giorno dopo. Un supplizio infinito che durò fino a quando Eracle, un altro eroe, non liberò Prometeo uccidendo l'aquila. Il mito, tra l'altro, si basa su una verità scientifica. Il fegato è l'unico organo del corpo capace di rigenerarsi quasi completamente. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Chi è stato il re degli scacchi, il genio che ha battuto i sovietici in piena guerra fredda? Bobby Fischer, il campione americano che ha fatto della sua vita una partita. Autodidatta, vinse tutto quello che c'era da vincere, fino alla sfida finale con Spassky, il campione mondiale. Ma Fischer non era solo un genio, era anche un matto, paranoico, bizzarro, capriccioso, rischiò di perdere tutto per i suoi capricci, ma alla fine trionfò con mosse incredibili. Poi la mossa più folle, scomparve. Visse da recluso, da fuggiasco, da antisemita, morì da solo, senza fidarsi della medicina. Ci salutiamo con la frase del giorno. Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. Chi l'ha detto? Pablo Neruda. Accogliamo quindi tutti i colori e bei paesaggi che la natura ci offre in queste meravigliose giornate. Grazie per essere stati con noi, vi aspetto anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.